All'assessore regionale Marco Zambuto 2 milioni di euro per il centro storico di Agrigento. Inchiesta sui presunti dati falsi trasmessi all'Istituto Superiore della Sanità. Razza tra gli indagati chiede a Musumeci di accettare le sue dimissioni. Nuova zona rossa in provincia, Santa Margherita Pelice. L'ASP di Agrigento registra 101 nuovi casi. 3 giorni di astensione dalle udienze, gli avvocati penalisti contro le disfunzioni del portale telematico per il deposito degli atti. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Dall'assessore regionale agli enti locali Marco Zambuto 2 milioni di euro per opere nel centro storico di Agrigento. Vediamo. L'impegno per Agrigento continua ad una promessa che è stata abbondantemente mantenuta, potremmo dire adesso. Appena insediatomi abbiamo trovato che c'erano nei confronti della città di Agrigento 2 milioni di euro che erano relativi ad annualità precedenti, quelli del 2018 e del 2019, come contributo nei confronti del centro storico. Immediatamente abbiamo sbloccato questi finanziamenti. Oggi arriviamo ad Agrigento portando il primo acconto del 60% del primo milione, cioè 600.000 euro. Questi fondi servono per la riqualificazione del centro storico. Abbiamo fatto sì che servissero proprio per interventi concreti nei confronti del centro storico e riguarderanno nella primissima fase interventi a Porta di Ponte, interventi a Santa Maria degli Angeli, nella piazzetta, interventi per il prospetto del municipio, interventi sul parcheggio di Via Geni. La politica in certe occasioni ha un riverbero concreto, stanno arrivando delle risposte, ovvero il finanziamento per il centro storico della città di Agrigento. Sì, questo è il primo risultato che abbiamo avuto con la nomina dell'assessore Zambuto su Agrigento e senza fare chiacchiere poter essere utili per questa nostra provincia. A questo si aggiungeranno gli interventi da effettuare in immobili che sono vecchi, vetusti e fatiscenti. Ecco, Forza Italia ha voluto portare ad Agrigento un contributo di qualità. Siamo partiti dalla riqualificazione della parte principale della via Atenea con il rifacimento e la riqualificazione del vecchio ospedale di Agrigento. Oggi quindi questo finanziamento si aggiunge. Bisogna quindi aggiungere che il finanziamento portato dall'ex sindaco di Agrigento Marco Zambuto prevede anche l'attenzione nei confronti del piano particolareggiato del centro storico. Quindi significa attenzionare il versante occidentale del Colle di Girgenti. Per intenderci la vecchia parte della città interessata dalla frana di Agrigento. Stiamo lavorando su vari ambiti, abbiamo molta carne al fuoco, specialmente sugli interventi di agenda urbana che a poco sono stati ad oggi decretati e che sono in fase di progettazione esecutiva. Speriamo entro fine anno già di portare in cantiere almeno 2 o 3 di questi. Anche sul progetto Girgenti un paio di cantieri in termini brevi, in pochi mesi partiranno. Il risultato di oggi è un progetto che Simone Gramaglia ha visto crescere e nascere da vicino, essendo nell'ufficio di gabinetto dell'assessore Zambuto, non solo al comune di Agrigento come consigliere. Sì, questo risultato è un risultato che abbiamo seguito insieme all'assessore fin dal primo giorno, dal primo momento del suo insediamento. È un contributo che si è voluto ridare alla città, un contributo di 2 milioni di euro riguardanti 2 leggi regionali, una del 2018 e una del 2019. Qual è il ruolo di Forza Italia rispetto all'amministrazione comunale? Assolutamente un ruolo di trasparenza, un ruolo di affiancamento, continuando a sposare il progetto politico che abbiamo condiviso già mesi addietro con la candidatura di Franco Micci che è a sindaco di Agrigento. Ho chiesto al presidente Musumeci di accettare le mie dimissioni, così l'assessore regionale alla salute in Sicilia, Ruggero Razza, indagato dalla Procura di Trapani nell'inchiesta sulla presunta trasmissione di dati falsi all'Istituto Superiore della Sanità. Alla luce delle indagini della Procura di Trapani che mi vede indagato nel confermare il massimo rispetto per la magistratura, desidero ribadire, afferma con amarezza Razza, che in Sicilia l'epidemia è sempre stata monitorata con cura.
come evidenzia ogni elemento oggettivo, a partire dalla occupazione ospedaliera e dalla tempestività di decisione che nella nostra regione sono sempre state anticipatorie. Non avevamo bisogno, prosegue, di nascondere contagiati o di abbassare l'impatto epidemiologico, perché proprio noi abbiamo spesso anticipato le decisioni di Roma e adottato provvedimenti più severi. L'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, che ha deciso di lasciare l'incarico nonostante il governatore questa mattina in diretta TV nazionale gli avesse confermato la sua fiducia, avesse tentato di difendere l'operato del proprio governo in materia di dati Covid-19. L'inchiesta della Procura di Trapani, che vede indagato Razza, si basa su presunti dati falsi su contagi e tamponi trasmessi all'Istituto Superiore della Sanità. L'inchiesta ha fatto scattare 3 arresti ai domiciliari. Il servizio di Eugenio Cairone. Non ce n'è Covid. Ricordate Ancela da Mondello? La questione, finita a suo tempo in questura, ha le caratteristiche del terremoto che ha investito la sanità siciliana. Ovviamente lì si scherzava anche. Nel nostro caso la situazione è estremamente grave. Dalla donna divenuta quasi una diva grazie ai social, nessuno avrebbe immaginato che di Covid si dovesse parlare in un'aula di tribunale, dove finiranno gli indagati, compreso l'assessore alla sanità Ruggero Razza, al quale in queste ore, stando all'agenzia ANSA, sarebbe stato notificato un avviso di garanzia. Le accuse sono di falsità materiale e ideologica. L'indagine, condotta dai carabinieri del NAS di Palermo e coordinata dalla Procura di Trapani, ha portato all'arresto della dirigente del Dipartimento Maria Letizia Di Liberti, del funzionario Salvatore Cusimano e di Emilio Madonia, dipendente di una società che si occupa dei dati diffusi dall'assessorato alla sanità. Tra gli indagati anche il capo di gabinetto dell'assessore Razza. Gravissima l'accusa che riguarda la modifica dei dati sulla pandemia trasmessi all'Istituto Superiore di Sanità, condizionando così i provvedimenti adottati per il contenimento della diffusione del virus. Gli inquirenti hanno accertato che dal mese di novembre sono circa 40 gli episodi di falso. Riguardo ai decessi in Sicilia, Ruggero Razza, rivolto alla dirigente arrestata, diceva di spalmarne il numero prima di comunicarlo all'Istituto Superiore di Sanità. Accusa pesante, naturalmente, ricavata da una intercettazione dei carabinieri. Per il GIP di Trapani si tratta di un disegno politico scellerato. Il presidente della regione, Nello Musumeci, si dice sorpreso dell'inchiesta. Noi, afferma, le zone rosse le abbiamo anticipate, non nascoste. Facciamo lavorare la magistratura, ha proseguito Musumeci, alla fine ne trarremo le conclusioni. Certo, nel momento in cui i cittadini attendono risposte sui vaccini e su come tornare a vivere finalmente, normalmente, è difficile credere che in fatto di Covid sia potuto accadere tutto quanto scrivono i giudici di Trapani. Adesso sì che ci vuole il rigore e la fermezza di cui parla proprio il presidente della regione. Continua a crescere in modo significativo la curva dei contagi Covid-19 in provincia di Agrigento. Secondo il bollettino che fa riferimento alla giornata di ieri, ma è stato diffuso solo stamattina, si contano 101 nuovi casi positivi con 10 ricoveri, 27 nuovi guariti, ma purtroppo anche un decesso registratosi a Camastra. Calano per fortuna i ricoveri in terapia intensiva. I comuni con più soggetti positivi sono Agrigento, 186 casi, 5 sono migranti di un centro di accoglienza, Canicattì 122 positivi, Favara 91, Porto Empedocle 67 casi, Santa Elisabetta è invece al momento Covid free. DPCM Pasqua, divieti e paradossi, niente vacanze in Sicilia ma all'estero sì, il governo Draghi ha disposto la zona rossa nazionale per le festività e giungono le lamentele di Federalberghi e Confindustria. Ci sono i nostri servizi. Sarà nuovamente lockdown a Pasqua nei giorni di sabato, domenica e lunedì.
Il secondo dopo quello dell'anno scorso, che tutti ricordano per le immagini ed il profondo silenzio nelle città. Ci prepariamo dunque al secondo lockdown, che vedrà in tutto il paese una zona uniforme di chiusura totale, ad eccezione di supermercati, farmacie e generi di prima necessità. La notizia positiva invece di questa Santa Pasqua sarà quella di poter fare il vaccino direttamente in farmacia. È stato infatti firmato l'accordo con Regione e farmacisti per le somministrazioni dei vaccini nelle numerose farmacie di ogni città. Il vaccino, ha dichiarato Roberto Speranza, ministro per la salute, è la vera chiave per chiudere questa stagione così difficile ed oggi facciamo un altro importante passo per renderla più veloce e capillare. L'accordo prevede l'utilizzo di farmacisti abilitati attraverso un corso ed una remunerazione di 6 euro per ogni vaccino da raccordarsi con le regioni e le province autonome. Per il resto il Paese e la Sicilia si prepara in questo modo ad affrontare le festività pasquali. Bar e ristoranti rimarranno chiusi ovunque, se non per asporto e domicilio con qualche limitazione, e tiepida apertura concessa dalle 18 alle 22, aperti per asporto ai locali con cucina ed alle enoteche, con il divieto assoluto di non vendere alcolici e bevande di ogni tipo. Vietati i movimenti oltre i confini regionali, se non per motivi di lavoro, salute, per il rientro alla propria residenza. La Regione Sicilia chiede ad esempio di arrivare con un tampone molecolare negativo o dà la possibilità di effettuarlo in porti ed aeroporti. Se durante la zona arancione resta consentito una sola volta al giorno andare a trovare amici e parenti, in zona rossa le visite ad amici e familiari sono vietate. Stesso discorso per i riti pasquali. La scorsa Pasqua la partecipazione alle messe era vietata. Quest'anno invece le chiese saranno aperte per le messe con le restrizioni già note e gli ingressi contingentati. Nessuna processione del Venerdì Santo né Via Crucis. Ed infine, se in zona arancione esercizi e centri commerciali sono regolarmente aperti, anche barbieri, parrucchieri e centri estetici. In zona rossa restano chiusi barbieri, parrucchieri e centri estetici e tutti i negozi, tranne gli alimentari di negozi di prima necessità, inclusi librerie, prodotti per la cura della persona, informatica e lavanderia, biancheria intima ed infine abbigliamento sportivo. Tra decreti, ordinanze, regolamenti e norme ecco spuntare però un margine d'azione, non da poco. Risulta infatti possibile spostarsi anche tra le regioni per raggiungere un aeroporto e salire su un aereo diretto all'estero. Un palermitano non può quindi andare nella vicina Trapani, ad esempio, ma potrebbe raggiungere la Spagna o la Grecia. Vero è che sul sito della Farnesina si raccomanda a tutti i connazionali di evitare viaggi all'estero se non per ragioni strettamente necessarie. Vero è che in relazione al paese da cui si proviene potrebbe essere necessario sottoporsi al tampone o rispettare la quarantena. Nulla però vieta ad oggi la partenza. Una falla evidenziata da Bernabo Bocca, presidente di Federalberghi, che attacca gli alberghi e tutto il sistema dell'ospitalità italiana. Sono fermi da mesi a causa del divieto di spostarsi da una regione all'altra. Non comprendiamo come sia possibile autorizzare i viaggi oltre confine e invece impedire quelli in Italia. Federalberghi chiede che il governo adotti con urgenza un provvedimento per liberare le persone munite di certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione o il risultato negativo di un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone non oltre le 48 ore precedenti il viaggio o il risultato di un test sierologico che dimostri di essere guariti dalla malattia. Ci sono cose che non riusciamo proprio a capire. È possibile andare all'estero per vacanza ma non spostarsi da una regione all'altra per soggiornare in un albergo. Evidentemente è un paradosso. Le nostre strutture sono sicure, i comportamenti sul territorio sono comunque monitorati e garantiti dalle regole dello Stato italiano, ma non ci si può muovere, dice Maria Carmela Colaiacovo, vicepresidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi. Già più volte, prosegue, abbiamo chiesto che la prenotazione alberghiera possa costituire un titolo sufficiente per spostarsi tra le regioni. Oggi più che mai chiediamo che sia possibile e giusto. In questi mesi il turismo è stato demonizzato, ma i fatti sono altri. Le strutture sono pronte ad accogliere in piena sicurezza e, come stanno dimostrando quanti in questi mesi sono rimasti aperti, l'albergo è un luogo assolutamente sicuro in cui la struttura stessa con il suo personale a garantire il mantenimento delle condizioni e delle regole di prevenzione.
Il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè è stato vaccinato ieri all'hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo. Miccichè, che ha 67 anni, rientra nelle categorie fragili perché è cardiopatico. L'ex ministro del governo Berlusconi venerdì aveva inveito in aula contro chi aveva polemizzato nei giorni precedenti sulla sua proposta di vaccinare i politici siciliani. La reazione di Miccichè è scattata dopo che si era scoperto che nel palazzo c'era un contagiato. Da qui la necessità di avviare la quarantena per alcuni deputati. Ora Miccichè sposta la polemica sui magistrati. All'Associazione dei Magistrati, annunciando lo stop ai processi se non viene vaccinato il comparto giustizia, fa un ricatto bello e buono e nessuno apre bocca. Appena io dico la stessa cosa sui politici, vengo dileggiato e massacrato, tra un po' mi tirano le pietre per strada, dice. L'ex ministro continua: non sono un privilegiato, sono un cardiopatico grave, ho subito l'ultimo intervento appena 3 mesi fa. E ho 67 anni, quindi era il mio turno. Avrei potuto farlo già nelle scorse settimane, ma c'era la finanziaria da approvare. Alla fine quel contagio ha bloccato lo stesso tutto. Ma è vergognoso che mia figlia, che ha 26 anni e fa la veterinaria, è già stata vaccinata tempo fa, mentre io, che ho quasi 70 anni e sono cardiopatico, ho dovuto aspettare. L'Agrigentino sempre più in lockdown. Santa Margherita Belice diventa zona rossa come Comitini Siculiana e Palma. Niente proroga della zona rossa per Sciacca, che torna in arancione come il resto dell'isola. Vediamo. Purtroppo siamo di nuovo insieme per continuare a parlare di Covid, di parlare di questo stramaledetto virus che sta mettendo a dura prova la resistenza di tutti. Io innanzitutto vi dico che fortunatamente non ho alcun sintomo, sto bene, sono giunto ormai all'8° giorno di isolamento da quanto ho avuto il contatto con il soggetto risultato positivo al Covid-19. Aspetto altri 2 giorni, mercoledì dovrei fare il tampone e se il tampone, come spero, è negativo, giovedì ritornare in municipio per la normale attività. Però non è questo il motivo del videomessaggio, non è certamente questo il motivo per cui noi questa sera ci stiamo vedendo, ma il motivo è ben altro. E allora, cari concittadini, purtroppo i casi a Santa Margherita continuano ad aumentare. Ieri abbiamo comunicato 15 casi ed eravamo giunti già a 37. Ebbene, oggi l'ASL mi ha comunicato la positività di altri 13 cittadini margheritesi al Covid-19 e siamo a 50 casi. 50 casi che per una cittadina di 6.000 abitanti sono numeri molto, ma molto preoccupanti. E allora questi 13 cittadini, tra l'altro, sono 5 signore, poi c'è un ragazzo di 16 anni, una ragazza di 15 anni e ancora una bambina di appena 2 anni. Allora il senso di responsabilità, perché non possiamo realmente noi scherzare con la salute dei nostri cittadini, con la salute dei nostri bambini, con la salute dei nostri ragazzi, con la salute dei nostri anziani. Il senso di responsabilità ci ha portati oggi, di intesa con l'ASP di Agrigento, di chiedere per Santa Margherita al Presidente della Regione Musumeci la zona rossa fino al 10 aprile. Certo, una scelta sofferta, una scelta che volevamo non prendere, ma ritengo che con questi numeri non possiamo fare una scelta diversa, perché siamo ben oltre i numeri che consentono, diciamo, di essere tranquilli, anche se vi dico, noi dobbiamo certo essere attenti, dobbiamo certo essere scrupolosi, dobbiamo essere molto molto ossequiosi alle regole, ma cari concittadini non dobbiamo farci prendere dallo sconforto, dobbiamo continuare a dimostrare di essere una comunità di gente che si vuole bene, di gente che non lo può fare fisicamente ma che sta l'uno accanto all'altro, di gente che è chiamata a un'altra sfida importante, la sfida di battere definitivamente questo virus, il Covid-19. L'unica notizia positiva di oggi però è che questa mattina sono stati fatti più di 100 tamponi a tutti gli alunni delle classi in isolamento, in quarantena,
e ai docenti. Fortunatamente tutti i tamponi sono risultati negativi, almeno questo ci fa ben sperare. Però, come dicevo, noi nei giorni scorsi abbiamo fatto quello che era possibile, abbiamo sospeso le attività didattiche, abbiamo sospeso il mercato del sabato, abbiamo fatto un'ordinanza che vietava lo stazionamento nelle piazze, nelle strade, nei luoghi pubblici, abbiamo vietato l'ingresso alle ville, ai parchi. Però tutto questo, credetemi, con questi numeri non è sufficiente. Noi dobbiamo sopportare, non volevamo certamente vivere questa esperienza della zona rossa. Tanti altri comuni della provincia di Agrigento purtroppo sono oggi in queste condizioni. Noi penso che ci uniremo a questi comuni e fino al 10 aprile saremo zona rossa. E allora ce lo impongono, ma al di là che ce lo impongono, veramente evitiamo di andare in giro, evitiamo di avere contatti sociali, evitiamo di fare visite ai parenti, agli amici. Certo non lo potremo più fare essendo zona rossa, però imponiamocelo di essere molto attenti e molto scrupolosi. Dimostriamo ancora una volta di essere una comunità attenta e responsabile. A Geraci Siculo nel Messinese l'ultimo saluto alla piccola Marta, morta a 10 anni. Vediamo. La città di Milazzo oggi piange dall'ultimo saluto ad un giovane coraggioso che sarà ricordato per il suo gesto di estrema generosità trasformatosi in tragedia. Stamattina al Duomo di Milazzo i funerali di Riccardo Maestrale, 22enne, in servizio al 1° Reggimento Bersaglieri dell'Esercito di Cosenza, che giovedì scorso ha perso la vita nell'eroico tentativo di aiutare alcune persone rimaste precedentemente coinvolte in un tragico incidente stradale sull'autostrada A20 Messina-Palermo. La comunità mamertina si stringe attorno alla famiglia di Riccardo, strappato alla vita per un gesto altruistico, mentre il fratello 27enne, ricoverato al Policlinico di Messina in gravi condizioni, lotta per la vita. I due fratelli nella tarda serata di giovedì viaggiavano in autostrada quando nei pressi di Villafranca Tirrena hanno assistito ad un grave tamponamento tra una vettura e un tir avvenuto pochi metri più avanti. Sono scesi dal loro mezzo per prestare soccorso. È stato fatale l'arrivo di un'altra autovettura che ha preso in pieno il 22enne e il fratello, ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Per Riccardo, il cui corpo è stato recuperato dai soccorritori tra lamiere accartocciate e sangue, non c'è stato nulla da fare. La comunità di Milazzo è sconvolta per la perdita della sua giovane vittima, descritta da tutti come un ragazzo altruista, solare, buono ed umile. Se ne va quindi un altro giovane gentile e coraggioso, pieno di vita e di sogni, strappato dalla strada per un'azione di generosità. In occasione dell'ultimo saluto a Riccardo è stato proclamato il lutto cittadino. Il sindaco Pippo Midili, con un'ordinanza, ha disposto che nella giornata di oggi la comunità manifesti il proprio cordoglio alla famiglia per la prematura perdita di un giovane che ha dimostrato di essere un chiaro esempio di eccezionale coraggio e sprezzo del pericolo, spinti sino all'estremo sacrificio. Bandiera mezzasta su tutti gli uffici pubblici e l'invito ai commercianti, uffici e lavoratori ad interrompere, dove possibile, le ordinarie attività per la durata delle esequie. Accesso in chiesa contingentato per le restrizioni dovute al Covid-19, ma in tanti nella piazza antistante per un ultimo saluto pieno di commozione a Riccardo. Gestione dell'acqua in provincia di Agrigento. L'ATI prende atto della reale mancanza di volontà di procedere alla costituzione di un'azienda pubblica di gestione del servizio idrico integrato da parte di importanti comuni come Agrigento e Favara e dichiara di essere pronta a dimettersi. Arturo Cantella. Un ampio speciale è stato dedicato dalla nostra emittente nell'ambito degli approfondimenti settimanali fatti dalla redazione. L'argomento in questione è l'acqua pubblica. Ne abbiamo parlato con il presidente del Centro Consumatori Italia della nostra regione. La vicenda riguarda due comuni che ancora non hanno approvato lo statuto dell'azienda consortile e sono quello di Favara e Agrigento. Il comune di Agrigento nell'ultimo consiglio comunale di qualche giorno fa, per mezzo del collegio dei revisori dei conti, ha chiesto ulteriori chiarimenti amministrativi sul piano dei conti. L'atto conseguenziale è stato quello delle annunciate dimissioni del presidente Valenti e del consiglio direttivo. Si chiede altresì l'intervento del commissario regionale ad acta Maria Annunziata Di Francesco
esercitando i suoi poteri per approvare i 2 statuti e andare avanti nel proseguo della vita sociale. L'appuntamento è per domani mercoledì, dove si riunirà il direttivo e l'assemblea per decidere sul da farsi. Un appello viene fatto altresì dal Centro Consumatori Italia per un incontro e discutere sulla vicenda direttamente con il presidente della regione, visto che si sta allungando oltre i tempi ragionevolmente previsti nel suo iter, un attendismo non più giustificabile a detta di Fabrizio Raso. Oggi siamo arrivati al punto che si dovrebbe varare una nuova gestione, che dovrebbe essere quella dell'azienda speciale consortile, che però per una serie di questioni politiche tarda a essere varata. Ci sono state tante, puntate di questa odissea, a cominciare dalla risoluzione contrattuale con il gestore e poi via via ad altre fasi che sono state quella della costituzione di un gruppo di lavoro che ha varato lo statuto dell'azienda speciale consortile, che è stato votato all'unanimità dall'assemblea dei sindaci e che doveva essere ratificato da tutti i comuni della provincia di Agrigento. Questo è accaduto in massima parte, tranne per un paio di comuni quali Agrigento e Favara. Attualmente il servizio viene garantito da una gestione commissariale della ex Girgenti Acque, perché nel frattempo la Girgenti Acque è stata commissariata in quanto ha subito un'interdittiva antimafia, anzi ne ha subite 2, una Girgenti Acque e una Idortecna, che poi è una società collegata di Girgenti Acque, e attualmente ci sono 2 commissari che gestiscono il servizio idrico per conto del prefetto, e che è solo una gestione transitoria fino a quando non ci sarà un nuovo gestore, che da quello che è stato l'iter dell'ATI è stato scelto in un gestore pubblico e sotto la forma di un'azienda speciale consortile. Al prossimo assemblea dell'ATI idrico, che sarà mercoledì prossimo, loro si presenteranno dimissionari. 3 giorni di astensione dalle udienze penali. Gli avvocati sciopero contro le disfunzioni del portale telematico per il deposito degli atti. Arturo Cantella. Si ferma per 3 giorni la giustizia ad Agrigento. La Camera Penale Giuseppe Grillo di Agrigento ha aderito infatti allo sciopero indetto dalle Camere Penali italiane. Per 3 giorni gli avvocati agrigentini dunque si asterranno dalla partecipazione alle udienze. E sono i primi 3 giorni della settimana santa. Alla base dello sciopero la condizione drammatica della macchina del processo penale e i meccanismi farraginosi e spesso privi di logica sistematica a causa delle tante riforme emergenziali. 1000 gli intoppi nei depositi e nessuna alternativa, e chi ne fa le spese è il cittadino. Questo quanto dichiarato dall'avvocato Angelo Nicotra nella sua qualità di presidente della Camera Penale di Agrigento, Giuseppe Grillo. È evidente da tutti, condiviso, si legge nel documento di adesione alla protesta, che nel tempo l'attività tecnica della difesa penale si potrà e dovrà appoggiare a tutte le possibili forme di digitalizzazione, depositi via PEC, accreditamento e accesso ai portali anche per la consultazione dei fascicoli processuali, facilitazioni delle interlocuzioni con i pubblici ministeri, i giudici e le notifiche. Ma questo non è certo la situazione dell'oggi. Il portale ufficializzato è solo quello delle procure della Repubblica. Il sistema nasce già obsoleto, ma soprattutto presenta continui guasti e inconvenienti tecnici che ne impediscono il funzionamento. Tablet per DAD, questo è il titolo di un'iniziativa del Rotary che nel territorio agrigentino si è concretizzata nella donazione di diversi tablet alla scuola generale Macaluso di Racalmuto. L'iniziativa è stata presentata a Palermo nei giorni scorsi all'assessore Roberto Lagalla, che nell'occasione ha dichiarato che in un quadro di coesione civile tra le istituzioni e i soggetti pubblici e privati si rafforzano gli interventi a sostegno della scuola e per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e informatiche. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco.
Per molti queste distese marroni presenti sul bagnasciuga di tante spiagge durante la primavera rappresentano solo un rifiuto maleodorante, invece questi cumuli di fogliame sono importantissimi. A darne nota è l'associazione Mare Amico. Sono costituiti da ciuffi di Posidonia oceanica strappate dalle forza del mare e depositate sulle nostre spiagge dalle correnti. La Posidonia oceanica è una pianta acquatica fondamentale per il nostro ecosistema. Essa ospita molti organismi animali e vegetali che vivono nella prateria e dove trovano nutrimento e protezione. I posidonieti rappresentano una formazione chiave dell'ecosistema marino costiero e proprio per questo motivo sono tutelati come siti di importanza comunitaria. La loro funzione in mare è anche quella di smorzare la forza delle onde e quindi rappresentano una difesa naturale contro l'erosione costiera, ma anche dopo morte svolgono la loro funzione di ammortizzatore, poiché innalzano lo spessore delle spiagge ed opponendosi al moto ondoso riducono l'erosione costiera. Purtroppo queste montagne di fogliame non sono gradite dai bagnanti ed ogni anno le amministrazioni si prodigano per la loro eliminazione, trasportandole in discariche insieme a tanta sabbia intrappolata dentro. Avviata all'interno del Parco Archeologico di Selinunte una nuova campagna di scavi. Vediamo. Uno scavo archeologico seguito alla preparazione di quello che sarà il percorso pedonale, rimettendo in luce un accesso di età ellenistica monumentale, tra l'altro fiancheggiato da due imponenti strutture murarie ricavate nella roccia naturale lungo il pendio, e quindi facevano di questo accesso non solo un ingresso alla città ma anche una struttura di terrazzamento rispetto a quanto stava a monte. Lo scavo è quasi arrivato al termine, nel senso che siamo riusciti a rintracciare il piano, il banco roccioso sul quale la struttura muraria è stata impostata, ma siamo riusciti a rintracciare anche strutture successive, probabilmente di età medievale. Questi setti murari perpendicolari rispetto al muro di età ellenistica, che probabilmente furono aggiunti come ulteriori misure di terrazzamento e contenimento. Si arricchisce la platea di far vedere qualcosa in più a chi ci sceglie. Ci sono tantissime testimonianze archeologiche che giacciono sotto il grembo di madre terra. Non abbiamo grandissimi finanziamenti, però assolutamente la nostra attività deve essere indicativa. Con il professore Ampo, la professoressa Parra si sono spesi per tanti e tanti anni e i rapporti continuano. Abbiamo rinnovato la convenzione con la scuola normale e quindi nel frattempo noi abbiamo utilizzato questi spazi per creare un percorso per i turisti, percorsi tagliati nella roccia che conducevano sulla parte sommitale della collina. Mi auguro che presto, anche nei prossimi mesi, la scuola normale tornerà e quindi possiamo riallacciare questo percorso, questo accesso con il piano di calpestio del Lagorà, trovare una gradinata che colma questo dislivello. Senza dell'assessore, ovvero la copertura politica e amministrativa regionale, c'è. Nella sua qualifica e nella sua persona è di grandissimo aiuto, intanto perché è una presenza istituzionale e questo è importante perché noi lavoriamo in orario di ufficio con personale che veramente esiguo, si spende moltissimo per tutte le attività che questa direttrice ha messo in campo. Io lo so che forse sto forzando un po' la mano, però dico dobbiamo dare un segno importante della istituzione del parco archeologico, dell'autonomia, un segno politico per il territorio. Io volevo ringraziare il commissario straordinario del comune di Calatafimi perché noi lavoriamo per il territorio. L'ho voluto fare qui l'intervista perché il mistero, chissà cosa ci sarà dietro. Gli scavi precedenti avevano già portato in luce questa parte di accesso all'Agorà e adesso c'è la conferma. Questo è l'ingresso monumentale della strada che portava all'Agorà, all'Acropoli Nord di Segesta. Con la direttrice del parco archeologico Rossella Giglio sono ripresi i lavori di scavo che stanno continuando con la scuola normale di Pisa. Verrà anche aperto molto presto ai visitatori, ai turisti, a tutte quelle persone che vorranno scoprire l'architettura di Segesta, il luogo, la culla degli Elimi, che poi continuò ad essere abitata in periodo successivo. Questo a dimostrazione che in questi mesi si è lavorato sodo anche se il parco era chiuso alle visite. È un'epigrafe che è stata rinvenuta e su cui sono in corso studi, che sembrerebbe proprio di accesso all'Agorà, a questo luogo di ingresso dell'Acropoli, e anche questa è una scoperta importantissima.
Restaurata la statua di San Giuseppe della Basilica dell'Immacolata di Agrigento. Arturo Cantella. Dopo il restauro della statua dell'Immacolata di Agrigento, avvenuta lo scorso novembre del 2019 e ritornata così al suo antico splendore, durato oltre 6 mesi, ripulita di tutto punto da quei strati di vernice che negli anni erano stati accumulati e che ne avevano cambiato le sembianze originali, curato dall'esperta restauratrice Ivana Mancino, oggi è stata la volta della statua di San Giuseppe, anch'essa di origini antiche, che viene venerato all'interno della stessa Basilica dell'Immacolata di Agrigento. Lo stesso Papa Francesco, ricordiamo, con lettera apostolica Patris Corde, con cuore di padre, nel ricordare il santo nel suo 150° anniversario della dichiarazione di San Giuseppe quale patrono della Chiesa universale, ha proclamato fino al prossimo 8 dicembre 2021 uno speciale anno di San Giuseppe quale padre putativo di Gesù, l'uomo a detta del Papa che passa inosservato della presenza quotidiana, discreta e nascosta. In questo anno particolare dedicato a lui in modo speciale, è custode soprattutto della famiglia, della Chiesa, la grande famiglia delle famiglie. Abbiamo pensato di restaurare questo simulacro di San Giuseppe, è molto bello, è dell'inizio del Novecento, ma molto bello, era un po' deteriorato. Grazie a Dio adesso è tornato. Da chi è stato restaurato? Quanto è durata la restaurazione? La restaurazione è durata 20 giorni, 25 giorni. Il dottore Roberto Pecoraro venne il restauratore, indicato poi anche dalla sovrintendenza. Un bel gesto sicuramente. Sì, molto bello. Poi abbiamo stampato delle santine, le immaginette con una preghiera che Papa Francesco da 40 anni celebra ogni giorno. Molto bella, molto significativa. Ad Aragona il presepe di Pasqua. Vediamo. Causa la pandemia, anche per questa Santa Pasqua ad Aragona non vedremo il centenario tradizionale incontro con le gigantesche statue di San Pietro e San Paolo ad annunciare alla Madonna la resurrezione di Cristo. Gli aragonesi, oltre a portare a tavola il tradizionale tagano, potranno ammirare il presepe pasquale realizzato in via Nazareno dal giovane artista Carmelo Sciortino, che siamo andati a trovare nella sua casa di via Nazareno. Questo presepe pasquale è frutto di un'idea che ho avuto negli anni precedenti nel rappresentare appunto attraverso un presepe vero e proprio la passione, la morte e la resurrezione di Cristo. Il presepe pasquale è una tradizione che nasce già nel Settecento negli altri paesi come la Germania e in Olanda e si sviluppa poi anche in Spagna e qui in Italia. Purtroppo questa tradizione si è persa nel tempo, ma noi presepisti cerchiamo di riportarla di nuovo in auge e ogni anno durante il periodo appunto della Settimana Santa o durante la Quaresima mettiamo in scena attraverso la forma del presepe proprio gli ultimi momenti della vita. Il presepe pasquale è formato da 12 scene. La prima mostra Gesù che entra a Gerusalemme la Domenica delle Palme, che viene accolto dalla folla. La seconda c'è Gesù nel cenacolo durante l'ultima cena. La terza sulla montagna, Gesù che viene all'interno dell'Orto degli Ulivi, che viene arrestato dai soldati guidati da Giuda. Nella quarta e nella quinta abbiamo il Sinedrio, Gesù giudicato dal sommo sacerdote Caifa e Pietro all'esterno del cortile che rinnega Gesù e il gallo che canta. Nella sesta abbiamo il giudizio di Pilato, Gesù accanto a Barabba e la folla che vuole il suo corpo. Nella settima scena abbiamo la Via Crucis, Gesù insieme alla Veronica, alla madre San Giovanni e Maria Maddalena. Nell'ottava scena la crocifissione. Nella nona abbiamo la morte di Giuda. Nella decima la resurrezione. Nell'11ª il sepolcro vuoto e come finale la 12ª scena rappresenta Gesù lungo la strada di Emmaus dopo la resurrezione. Con questa ultima scena io vi auguro una serena Pasqua e vi invito a visitare il presepe che sarà aperto fino al 5 aprile. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.